L'imam espulso dall'Italia non sarebbe residente a San Donà di Piave. Il comune dice di non avere mai avuto contatti con l'associazione Al-Rahma, mentre invece ne intrattiene da tempo, senza problemi, con l'associazione islamica per la pace, che gestisce un altro luogo di culto in città. L'Islam è religione di pace, via dalle moschee chi predica la morte, afferma Bouhaib Tanji, presidente della Federazione Islamica del Veneto. Approviamo la decisione del ministro di espellere dall'Italia l'imam della moschea di San Donà di Piave. Duro il capogruppo della Lega Nord alla Camera Massimiliano Fedriga, siamo di fronte a un grave problema di ordine pubblico. Ho chiesto al ministro Alfano ulteriormente di inasprire i controlli, di chiudere la moschea di San Donà di Piave, perché va bene l'allontanamento dell'imam, ma lì c'erano più di 80 persone ad ascoltare e nessuno ha detto nulla. Anche il senatore veneziano Mario Dalla Tor si dice soddisfatto per la decisione del ministro Alfano, un'iniziativa che ribadisce, dice il parlamentare NCD, l'impegno del nostro paese contro chi si fa promotore di campagne violente e razziali. In città la gente è sorpresa dalla notizia, ma approva l'espulsione dell'imam Raudi Abd al-Bar. Chiaramente qui si trascende dalla religione per andare su un altro campo, che è quello del razzismo. In questo periodo di guerra mi sembra inopportuno, istigare all'odio, insomma. È comprensibile, perché appunto è un fatto molto grave quello che l'imam abbia detto. Costruire moschee sono contrario sinceramente, perché se noi andiamo a casa sua a pretendere una chiesa ci fucilano in piazza. Io non sono d'accordo nell'espulsione, ma andava indagato. No, io ti condanno e poi ti caccio.